congelati. I lavoratori di Superjet questa mattina hanno bloccato per 2 ore la Triestina e protestato davanti alla sede di Leonardo a Tessera. L'appello alle istituzioni. Alta adesione allo sciopero generale del trasporto pubblico anche a Venezia, con la punta massima nel settore automobilistico dove l'astensione ha raggiunto l'82%, presidio dei lavoratori alle zattere. Grave incidente stradale questa mattina a Portogruaro. L'autista, un ventenne, è stato portato all'ospedale con l'elisoccorso in gravi condizioni. Avrebbero colpito con pietre e spranghe le vetrate di un locale a Vicenza, provocando il panico tra i presenti. Individuati 5 ventenni, tra cui 2 veneziani. Disposto dal questore il foglio di via obbligatorio. Potenziamento del pronto soccorso, aumento di ambulatori, elicottero notturno e un'app per aiutare i turisti. L'ULSS 3 ha presentato il piano sanitario per le vacanze sicure. Estate 2022 per le spiagge potrebbe essere da record, ma la carenza di manodopera rischia di compromettere i risultati. A Cavallino l'associazione dei campeggi sta monitorando i fabbisogni delle strutture. In occasione dei 100 anni di attività della Lega Italiana per la lotta contro i tumori al seno, domenica si correrà un'edizione speciale della Venice Marathon. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano la protesta dei lavoratori della Superjet senza stipendio da mesi. Questa mattina davanti alla sede di Leonardo a Tessera il sit-in, Triestina bloccata per 2 ore. I 140 lavoratori di Superjet sono più determinati che mai nel far sentire la loro voce. Senza stipendio dal 27 aprile, questa mattina hanno bloccato la Triestina dalle 8 alle 10, manifestando davanti alla sede di Leonardo a Tessera. I conti bancari sono bloccati e per poter avere i loro soldi devono chiedere un fido. La proposta di Intesa San Paolo non è altro che apertura di un fido presso la Intesa San Paolo, quindi è un prestito che ci stanno facendo con tutte le agevolazioni del caso, sì, ma è sempre un prestito che poi dovremo restituire. Il provvedimento di congelamento è stato emesso dal Comitato di Sicurezza Finanziaria del Ministero dell'Economia ed eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti della società inserita nella blacklist e colpita dalle sanzioni dell'Unione Europea nei confronti della Russia. Ma questo non è l'unico motivo della protesta, c'è paura per il futuro occupazionale. Oggi noi paghiamo le sanzioni che hanno, noi non siamo oligarchi, non siamo, non so chi si voleva colpire, come si voleva colpire, noi siamo lavoratori italiani. Paghiamo le tasse qua in Italia e ci sono i soldi, ribadisco, ci sono, solo che sono bloccati. Dobbiamo ancora capire perché ci tengono bloccati i nostri stipendi e nessuno ci sta rispondendo. L'appello va ancora una volta alle istituzioni. Abbiamo avuto l'incontro anche col Ministro del Lavoro. Ora, da parte della Regione, da parte delle istituzioni abbiamo una grande solidarietà, ma con la solidarietà non si bloccano gli stipendi, non si sbloccano gli stipendi. Quindi chiediamo un intervento immediato, perché anche questo mese probabilmente non avremo lo stipendio e non sappiamo se il mese prossimo ci sarà qualcosa. I lavoratori non si arrendono. Non hanno alcuna intenzione di mollare, ma soprattutto hanno lanciato un chiaro appello, un appello d'aiuto, di non essere abbandonati, di non abbandonare questi lavoratori e tutte le loro famiglie. La settimana prossima vediamo cosa decideremo di fare, certamente un incontro speriamo presto, veloce con il prefetto e dopodiché se ancora qualcosa non si sbloccherà dovremo obbligatoriamente andare avanti e appesantire ancora di più le manifestazioni. Ed ora lo sciopero generale che come prevedibile ha avuto adesione molto alta nel trasporto pubblico. A Venezia ha aderito circa il 75% dei lavoratori, con punta massima nel settore automobilistico. In mattinata l'astensione ha raggiunto l'82%, presidio dei lavoratori alle zattere. Lo sciopero generale blocca i trasporti e i collegamenti a Venezia. Lo sciopero di 24 ore, ancora in corso, che si concluderà alla mezzanotte di oggi, ha visto per ora una percentuale di adesione molto elevata. I dati sono ancora provvisori, ma nel trasporto pubblico a CTV hanno aderito allo sciopero dei lavoratori il 66,5% del personale impiegato nella navigazione e la punta massima dell'82% nel versante automobilistico questa mattina. Abbassate le armi e alzate i salari, il grido dei lavoratori che hanno espresso tutto il loro sconcerto per la guerra in Ucraina durante il presidio di questa mattina alle zattere. Abbassare le armi
di alzare i salari, perché si torni a parlare di lavoro finalmente in Italia, quel lavoro che dopo una pandemia non ancora finita, è una guerra che nessuno ha voluto, è un lavoro che è stato ancora duramente colpito, salari bassi, contratti collettivi al ribasso, perdita di diritti sui posti di lavoro, la questione femminile, anche questa è una questione importante. Lo sciopero generale, programmato a livello nazionale, non ha riguardato solo il comparto dei trasporti, che era comunque il più attenzionato, ma anche altri molti servizi essenziali per la vita della città. Indetto dai sindacati di base, non dai confederali, la partecipazione dei lavoratori è stata comunque alta e trasversale, al di là delle sigle di appartenenza. Perché finalmente si torni a mettere al centro dell'attenzione l'essere umano e il lavoro. Senza lavoro non si muove l'economia. La cronaca, ora grave incidente stradale questa mattina a Portogruaro. L'autista è stato portato all'ospedale con l'elisoccorso in gravi condizioni. Questa mattina, verso le 7:30, un ragazzo di circa 20 anni avrebbe perso il controllo della sua auto, finendo fuori dalla carreggiata e schiantandosi contro un albero, in via Fausta a Portogruaro, lungo la provinciale 42. Un impatto violento in cui il ragazzo, secondo le prime informazioni, ha riportato gravi conseguenze. In suo soccorso sono arrivati poco dopo gli operatori del SUEM 118, che dopo averlo stabilizzato l'hanno caricato nell'elisoccorso per trasportarlo d'urgenza all'ospedale di Mestre. Sembra che sia rimasto cosciente, ma la prognosi è riservata. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. La strada è rimasta chiusa alcune ore per permettere le operazioni di soccorso. Ed ancora cronaca, danneggiano con spranghe e pietre una discoteca di Vicenza. Il questore dispone 5 fogli di via con divieto di ritorno nel capoluogo iberico per 3 anni. 2 sono a carico di cittadini veneziani. Una sorta di spedizione punitiva, quella perpetrata da 5 giovani sabato scorso ai danni della discoteca Custom Club di via Zamenhof, considerati responsabili di aver colpito ripetutamente con sassi e con spranghe le vetrate del locale, mandandole in frantumi e provocando panico e preoccupazione tra i presenti e allo stesso gestore. Lui stesso a dare l'allarme alle prime ore del mattino. L'intervento tempestivo dei carabinieri che hanno bloccato i 5 giovani mentre cercavano di fuggire. L'esito dei successivi accertamenti ha permesso di ricostruire l'intera vicenda e di denunciare a piede libero all'autorità giudiziaria i 5 individui. Per loro il questore di Vicenza, in virtù della gravità della vicenda, ha disposto 5 fogli di via. Si tratta di 2 veneziani di 20 anni, 2 padovani, uno di 24 e uno di 19 anni e un tunisino di 20 anni. Tutti già noti alle forze dell'ordine, gravati da precedenti penali, per i quali scatta anche l'obbligo di rientrare nel comune di residenza ed il divieto di fare ingresso nel comune di Vicenza per i prossimi 3 anni. Potenziamento del pronto soccorso, aumento di ambulatori, elicottero notturno e poi anche una app per aiutare i turisti. L'ULSS 3 ha presentato il piano sanitario per vacanze sicure. L'ULSS 3 si prepara alla stagione estiva con un piano di potenziamento della propria attività di primo soccorso e assistenza sanitaria in genere. Abbiamo lavorato quest'inverno proprio per creare i presupposti che dopo la pandemia che ci ha insegnato il valore della sicurezza sanitaria, i cittadini che per passare le loro ferie, i loro momenti di riposo scelgono una delle nostre città, una delle nostre spiagge, possano farlo in tutta tranquillità e in sicurezza, creando tutti i presupposti affinché per dei problemi sia di emergenza che di urgenza ci sia una risposta precisa. Oltre al potenziamento del pronto soccorso ospedaliero e del SUEM, infatti, l'azienda ha previsto una serie di implementazioni nell'assistenza territoriale, come ambulatori per i codici minori e supporto infermieristico locale. In particolare, lungo il litorale di Sottomarina ne saranno aperti 5.
Previste novità anche sul fronte dell'elisoccorso. I piloti potranno atterrare anche su elisuperfici non illuminate grazie ai visori notturni di ultima generazione, continuando a operare in spiaggia nel caso di urgenze diurne. Sarà attivato anche il servizio di primo soccorso su quad nelle zone difficilmente raggiungibili via terra o con imbarcazioni. Per aiutare i turisti, inoltre, l'ULSS 3 ha potenziato l'app Vacanze Sicure, disponibile in più lingue, che permetterà di reperire informazioni sui servizi sanitari anche emergenziali, prenotare visite, farmacie operative e dislocazione degli apparati DAE. Questa iniziativa ci aiuta a migliorare ancora un po' di più. Bisogna andare tutti sulla digitalizzazione, l'abbiamo fatto anche noi durante questa pandemia con un'iniziativa importante che è quella di mandare a tutti i nostri clienti che prenotano una stanza d'hotel una conferma e con la conferma una rivista online naturalmente in cui può avere tutte le informazioni sulla città. D'ora in poi troverà anche le informazioni sulla possibilità di ottenere servizi di carattere sanitario. Da quest'anno all'applicazione sarà associato anche il braccialetto With Me, che consentirà di rintracciare bambini o persone anziane in caso si dovessero perdere. L'estate del 2022 potrebbe essere da record per le spiagge, ma la carenza di manodopera rischia di comprometterne i risultati. A Cavallino Tre Porti l'associazione dei campeggi sta monitorando i fabbisogni delle strutture. Ci sono delle grandi difficoltà a recuperare, a reperire personale, in particolar modo nei servizi della ristorazione e delle pulizie interne alla struttura. Proprio per questo motivo, tra l'altro, stiamo svolgendo un'indagine interna con la nostra associazione regionale, che è la Faita Nord-Est, appunto, che sta cercando di quantificare quant'è il fabbisogno in questo momento di manodopera che non si riesce a trovare. Dopo 2 estati sulle montagne russe causa pandemia, la stagione 2022 potrebbe passare alla storia come quella dell'assenza cronica di manodopera. Succede per gli alberghi ma anche per i campeggi, le prime strutture ricettive a partire sulla costa veneta, la maggior parte lo ha già fatto a Pasqua. Cavallino Tre Porti è la capitale europea del turismo all'aria aperta, chiaro che il tema è urgente. Sicuramente il reddito di cittadinanza non aiuta, non la vedo come unica causa, ma sicuramente anche il fatto di aver ridotto o comunque modificato fortemente quegli ammortizzatori che accompagnavano i lavoratori da una stagione all'altra ha penalizzato fortemente chi si dedicava appunto al lavoro stagionale, che è quello che contraddistingue le nostre strutture. All'orizzonte c'è il primo ponte dell'Ascensione che normalmente porta sulla costa migliaia di tedeschi e austriaci. Le previsioni, manodopera a parte, sono ottime. Pasqua è stata ricca di soddisfazioni, ci ha aiutato anche il bel tempo e quindi il weekend di Pasqua è andato molto bene, c'è stato un grande afflusso e ci ha fatto presagire che l'interesse, in particolar modo per il turismo all'aria aperta, per le vacanze appunto immerse nella natura è tanto. Lo vediamo anche dai dati previsionali delle prenotazioni, insomma. Il tema del rinnovo delle concessioni balneari sta creando divergenze di opinioni nella maggioranza di governo. Secondo le direttive dell'Europa, le concessioni dovrebbero andare in gara dal 2024. Gli operatori del nostro litorale si dichiarano molto preoccupati per il futuro. Alcuni hanno deciso di bloccare gli investimenti. Vediamo. Il tema del rinnovo delle concessioni balneari sta creando notevole fermento e divergenze nella maggioranza che sostiene il governo Draghi. Secondo l'Europa dovrebbero essere messe a gara e quindi in discussione già nel 2024. La cosa certa è che l'argomento rappresenta già oggi una spina nel fianco per i nostri gestori degli stabilimenti balneari nel veneziano. Alcuni, vista l'incertezza del futuro, hanno pensato di bloccare gli investimenti che erano in programma. Noi per esempio quest'anno siamo rimasti bloccati con gli investimenti, soprattutto volevamo rifare tutta una serie di interventi, soprattutto ai bagni, mettendo pannelli solari, solare termico e compagnia bella, ma purtroppo finché non sarà legge questa proposta di legge siamo un po' tutti bloccati. Stiamo aspettando il 2024 per presentare i progetti nuovi per andare a bando. C'è ancora molta confusione da parte di chi sta scrivendo questa legge. La preoccupazione nell'area è ben tangibile. Speriamo insomma che
non facciano una cosa che ci venga una zappa sui piedi, perché noi tanti anni che siamo qua, che investiamo, che facciamo di tutto, anche tante cose non vengono dette, noi paghiamo delle concessioni molto care. Alcune attività per la cura e manutenzione dell'arenile vengono protratte dopo l'estate, anche per la stagione invernale. Paghiamo la pulizia della spiaggia, siamo noi che ce ne occupiamo dello spiaggiato, della protezione delle dune invernali, e sono tutte cose che la gente non capisce, perché non sa quanto andiamo a spendere realmente per il mantenimento del litorale, oltretutto dando lavoro a molte persone. E sulla questione delle concessioni balneari è intervenuto oggi anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Sentiamo. Noi siamo in assoluto accordo tra presidenti di regione perché il tema dei balneari venga risolto con il buon senso. Da un lato ci sono dei temi sicuramente riconoscibili, che sono quelli della libera concorrenza, che sono quelli di allinearci a quello che poi sono le normative, dall'altro c'è anche l'investimento e l'aver creduto in tempi nei quali queste aree demaniali erano abbandonate, erano discariche. Oggi, se c'è un fenomeno turistico in Veneto, siamo la prima regione turistica d'Italia rispetto alle spiagge, ricordiamoci che una generazione, massimo 2 generazioni fa, erano assolutamente abbandonate e non conoscevano neanche il turismo, quindi va riconosciuto questo lavoro, lo sforzo che hanno fatto i nostri balneari, quindi bisogna che ci siano tutti i correttivi del caso affinché loro possano partecipare in maniera assolutamente equa e bilanciata alle eventuali gare. Ed ora la pagina dedicata alle prossime elezioni amministrative. Andiamo a Marcon per conoscere il terzo candidato sindaco. Si tratta di Marco Sitran, veneziano. Lo faccio per rappresentare le persone libere, ha detto. Sentiamo. Veneziano doc, promotore del referendum per la separazione tra Venezia e Mestre, a Marcon si candida a sindaco per sfidare Romanello e Casoni. Marco Sitran. Marcon è un comune della città metropolitana e credo che si possa parlare anche in campagna elettorale di una riforma e una nuova amministrazione di una città metropolitana che è chiusa in un cassetto e gestita da un solo uomo che non è stato eletto, peraltro cemento nella conterminazione lagunare, e quindi anche a Marcon. Sitran dice di volersi candidare per aiutare le persone libere, sostenendo le ragioni di un vasto movimento di dissenso alla narrazione Covid con la lista Soccorso Veneto No Green Pass. Novax non esiste perché noi siamo per la libertà di scelta in merito alle vaccinazioni, siamo contro la gestione dittatoriale di questa pseudopandemia e di tutto quello che ne è derivato in disagio sociale e in drastiche situazioni di gravità economica per le popolazioni, per le famiglie, quindi siamo assolutamente per il ripristino dei diritti fondamentali della Costituzione e siamo per la libertà di opinione certamente e ovviamente dissentiamo da questa politica molto molto distante dal popolo e autoreferenziale, anzi al servizio delle multinazionali. L'idea di Sitran è quella di proporre qualcosa di nuovo nella politica, ponendo l'umanesimo, dice, al servizio della comunità per un nuovo rinascimento. Siamo slegati dai partiti e possiamo ragionare autonomamente per il bene e a servizio del popolo e quindi non dipendiamo dalle segreterie nazionali o regionali. Quindi siamo assolutamente per i più deboli, per l'ambiente, per la libertà e, ripeto, noi dobbiamo ragionare in termini di città metropolitana perché dobbiamo pensare alla tutela ambientale di un equilibrio molto fragile qual è quello della laguna di Venezia e della conterminazione lagunare. Sport e solidarietà, la Venice Marathon corre anche per la Lilt, sentiamo. Una grande iniziativa che si inserisce all'interno di quel percorso di sensibilizzazione dell'importanza della diagnosi precoce rispetto al tumore al seno. Venice Marathon, la più importante manifestazione sportiva della città di Venezia, conosciuta a livello internazionale, si schiera a fianco della Lega Italiana contro i tumori per veicolare un importante messaggio di prevenzione proprio nell'anno in cui la LILT taglia il traguardo dei 100 anni di attività. Così, domenica 23 ottobre, nell'ambito della 36esima edizione della maratona, verrà organizzata anche un'edizione speciale della Corsa in Rosa per promuovere la cultura della prevenzione oncologica
e raccogliere fondi per le LILT del Veneto. Noi l'abbiamo accolta con entusiasmo e abbiamo appunto riservato al minimo 1000 pettorali, ma potrebbero diventare 1500 nell'ambito della 10 km. La LILT fa questo lavoro da tanti anni, un servizio importantissimo, quest'anno festeggia il centenario e quale miglior festeggiamento se non quello di scegliere Venezia per lanciare questo importante messaggio. Il 23 ottobre sarà una domenica di festa, sport e solidarietà. Si partirà alle ore 8:30 dal Parco di San Giuliano di Mestre per raggiungere Riva Sette Martiri a Venezia, in un itinerario suggestivo che transiterà tra l'altro lungo il canale della Giudecca sino a Punta della Dogana, passando sul tradizionale ponte gareggiante costruito appositamente sul Canal Grande e attraversando Piazza San Marco. Il percorso della gara sarà l'ultimo tratto della Venice Marathon. I nostri partecipanti correranno tutti con la maglia della LILT e avranno così una visibilità importante che ricorderà a tutti quanto appunto sia fondamentale prevenire. L'arma vincente contro il cancro è determinata dalla prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Di qui quindi la necessità, l'urgenza di avvicinarci alla nostra comunità sapendo che la prevenzione è l'arma vincente. Ed era questo l'ultimo servizio da Venezia, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, il meteo. Arrivederci. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Ponte Stella al Borgo, a Casale sul Sile. Benvenuti al meteo. Alta pressione africana, bel tempo e caldo fuori stagione con valori da piena estate. Vediamo il dettaglio di sabato 21 maggio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento ovunque, qualche addensamento nel corso del pomeriggio in montagna con possibili veloci acquazzoni. Temperature in aumento, si sta rivelando davvero un maggio rovente, lo vedete, con minime tra 12 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 26 e i 32 gradi, quindi clima piuttosto afoso. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo sereno o velato, sulla zona montana al pomeriggio possibili locali rovesci. Temperature minime sui 13-18 gradi, massime sui 26-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, tanto sole anche qui, qualche annuvolamento ma in genere innocuo. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 31-33 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Ponte Stella al Borgo, a Casale sul Sile.